mi è stato detto lei dove è stato, io non l'ho mai visto, perciò cosa c'ha... Allora, siccome, ripeto, con lei, a lei noi non dobbiamo chiedere niente. No, non c'è, non è che io chiedo spiegazioni a lei. Buonasera. Io sto parlando in generale. Quindi ci sarà a chi rivolgeremo Visto che delle siete domande. ambientalisti, una cosa, No, perciò no, nell'anima anch'io la cosa... Quello scempio di là, per favore. Non sono. Filmatelo quello scempio. Certo, andiamo. Ah sì, almeno mettete oltre a questo scempio anche quello scempio. A Munnizza? No, non lo mettere nel video che non ti autorizza. Cosa? Quale video? Se hai un video, voglio dire, non lo so. Ma non mi autorizza cosa? A pubblicarlo con la mia immagine. Beh vabbè, a te non da registrare? Ok. Ecco lo scempio di cui mi parlava. Un vero scempio. Ecco lo scempio. Qui c'era un marciapiede libero. Questo marciapiede era percorribile. Ah, e ora è chiuso? E ora qualcuno, siccome gela tutto è possibile, ha chiuso il marciapiede. Questo collegava Viale Corte Maggiore. Sì, ci passava io con la bicicletta. C'erano i paletti per fare passare in motorina, ma pare. Ho capito. Quindi è stato chiuso, come dire, abusivamente, una cosa del genere. Secondo me sì, ora vedremo. O a meno che fossero autorizzate, non sappiamo niente. Vedremo se qualcuno ha dato l'autorizzazione, perché io penso che... Non è stato toccato il verde, anzi è stato curato. Si è levato il problema degli incendi. Abbiamo anzi aggiustato la passerella per l'accesso alla spiaggia, abbiamo dato un minimo di decoro, che era tutto pieno di fogliame, tutto pieno di escrementi. Non capisco che cosa c'è contro l'ambiente in questa situazione, sinceramente non lo capisco. No, non capisco che cosa c'è contro l'ambiente. Non lo capisco. Siccome mi dici sei ambientalista, scusami, non capisco perché cosa si sta facendo contro l'ambiente. Qua, siccome chi ha fatto politica da sempre, l'ha fatto a uso e consumo personale. Chi sto? Che è il cognato di Pietro. Ma per No. C'è di conseguenza. Per non farsi mancare niente, è di conseguenza. Noi l'anno scorso, 2 anni fa, 2 anni fa è stato, abbiamo iniziato a riqualificare questa zona. Documentato. Questo qua praticamente Progetto gli ha dato a titolo gratuito in concessione questa cooperativa nel 2007. 2007. Tutta la fascia Maggio va 2007. dal parcheggio No, proprio ai confini del Paradisea fino ad arrivare alla rotondella. Tutta la fascia ha una cooperativa che ha solo lo scopo di mettere un chioschetto e si carica tutta la manutenzione, piantumazione e riqualificazione. Ora in tutta questa procedura non hanno tenuto conto che questa è un'area da salvaguardare. E noi l'anno scorso abbiamo presentato un progetto, abbiamo coinvolto le scuole. Lo abbiamo presentato L'anno scorso noi di questa cosa non sapevamo nulla, però l'anno scorso c'era qualcuno che già voleva fare dei riti. Ne doveva fare esattamente, c'era Montignore che voleva fare i riti, giusto? Cioè, no, si vociferava che era questa la cosa. Poi fortunatamente la cosa è rientrata e c'è stata una specie di petizione popolare dove abbiamo raccolto più di 800 firme. Giusto? Infatti c'è quando il sindaco dice ma lei non raccolgo 800 firme e butta a casa tua terra. No, qua parliamo di un bene pubblico e il pubblico e allora ne deve tenere conto di 800 firme di persone. Ma come si può dare? Questa è una cosa demaniale. No, non è demaniale, è comunale. È comunale, non è demaniale, ma siete sicuri? Allora, È stato ristretto? allora per capirci, dalla recinzione alla recinzione è una fascia del comune. E il comune si permetta di regalare a uno così? Come? O l'ha comprato? No, l'ha data in concessione d'uso, però con l'obbligo di fare la manutenzione, di gestire tutta la recisione, il verde, la pulizia. Allora, l'ex sindaco l'ha concesso in gestione, diciamo, per certi obblighi, ma gli ha dato pure la concessione per fare l'idio, per costruire. E allora il problema dov'è? Per fare delle cabine. Qua le cabine? Sì. Quindi deve eliminare tutti gli alberi che abbiamo? No, gli alberi non Signora, gli alberi non verranno toccati. Buongiorno, buonasera. Io sono il diretto interessato.
Se vuole le posso dare tutte le spiegazioni possibili. Gli alberi non si toccano perché non si devono Quindi si toccare e faranno le perché sta cabine ancora... attorno agli alberi? Non ce ne sono cabine, signora. Dice che faranno Ho le detto cabine. c'era un chiosco e un solare. Un solarium, signora, il solarium non sa che cos'è. Quindi noi parliamo di quanti... Signora, questa non c'entra niente, stiamo parlando solo di quello. Solo di quello di fronte alle Solo case di quello, di sì. vette e case cooperative là? Ah, ma là non è tutto fino a Paradisea. Tutto fino al Paradisea. Stanno Concessione dicendo- fino alla Paradisea. Quindi lei sarebbe il signor Signori che miei, cosa? ma io qua davvero denuncio ora Signor? qualcuno se registro queste voci. Posso Diretto dare il numero di interessate che particella e il numero di Il numero di particella. La particella qual è? La? Signore? Il signore io lo la conosco, come particella. vuole sapere la signora? E dov'è la 421 la particella? Quella è? Sicuro? Vabbè, poi lo dice la procura qual è la particella. Qual è Senta papà? Ma scusate, è una minaccia questo tono, scusate. No, mi sembra un poco così. Lei stiamo arriva, facendo tanto lo di- dice la procura, qual è la particella. Tutto con tono arrogante, mi scusi. Sono arrogante. Stava parlando di come Sì, ragazzi. Vabbè, questo non ha niente a che Il fare con politico la di merda che vi regala tutta la spiaggia di Macchitella non è arrogante. Signori, io non ho tutta la specie di Macchitella. E se così dovesse essere, io chiederò scusa perché io ho chiesto solo quella porzione di area, a me non interessa avere tutto. Signori, io ho quella e di quella e basta. Se ci sono state qui sulla particella che il comune eventualmente ha dato delle votazioni sbagliate, poi andiamo a vedere dove ricade. Io non ho intenzione di prendere tutto perché non mi interessa. Io volevo solo dare un servizio perché ci abito da 30 anni e vado a mare qua da 40 anni. E a noi ci sta bene così com'è. No, ma io vorrei venirne a capo, questo chiosco. Ci sarà certo un progetto. Sì. Dove si affaccia? E non dove è un inizia chiosco, e dove solari, finisce. ombrelloni, Furnacelle. Furnacelle ci sono. Quindi zona barbecue? Zona barbecue, yes. Il comune ha competenza fino alla recinzione del posto a sud. Sì, quello che avevi detto te. Perfetto, dopo quella recinzione è demaniale. Non è più di competenza del comune, è una concessione demaniale di diversa natura. Certo. La natura della concessione del comune è per quanto riguarda la Questo particella lembo di terra, la 421 ed è tutta l'area che va dalla rotonda est fino al Lido. Il progetto è per una zona limitata, il progetto che è per questa zona, giusto? Gli obblighi sono per tutta la zona. Qua Ma che ci mi hanno vorrebbe chiesto, la persona interessata del comune per dare pure qua i chiarimenti. O no? Non si usa fare così? allora è stata data con una delibera di giunta del 2007 ed era rimasta stupita fino ad oggi. Quindi le risposte chi ce le dà? Le risposte sono l'amministrazione vecchia ha fatto determinate valutazioni. Ora noi come interlocutore abbiamo l'amministrazione attuale. 15.000 metri quadrati, 1,5 ettari. C'è scritto. Se c'è questo problema, Vabbè, ma lo dovrebbe avere pure io lui andrò a secondo questo verificare documento, già da no? ora subito. Leggete la convenzione. Andrò a Ci ho messo determinare io 1,5 ettari stesso il comune e dire 15.000 ma che metri. cavolo e dove mi avete messo? Che il Certo. problema è quello. nel Perché a senso me che di avere c'è- tutto questo non mi interessa, ma chi sono Rockefeller per gestire una cosa del genere? Ma ci rendiamo conto che significa gestire una Per cosa del fare la genere, signori miei? manutenzione La convenzione ci ha messo. E poi scusatemi anche il comune, mi autorizzi tutta quest'area immensa o un chiosco? Ma sei cretino allora. Noi abbiamo visto solari, abbiamo visto ombrelloni dappertutto. pensato pure, Abbiamo visto tutt'altro. Scusa, Il paradosso voi che lo mi sai dite qual è? ora questa cosa, sono il primo io, perché è giusto che Il in questo caso comune voglio anch'io ora o capire. chi ha fatto la relazione ha giustificato, ha compensato quella che è la gestione gratuita dell'area a condizione che la cooperativa si impegnava a alla fare un manutenzione. progetto di L'area- recupero ambientale di di tutta tutta l'area, l'area. di 15.000 metri quadrati. Andiamo a vedere se voglio ora vedere se è così la Tra l'altro il progetto non è di un chiosco. Vi manderò il link a tutti quelli che volete. Non è di un chiosco il percorso. Che allora magari lui stesso non lo sa. Sarei curioso di vedere anche questo link. Ma sono documenti tuoi. Io ho chiesto gli atti. Va bene, va bene. Sono documenti tuoi che tu hai a casa tua. Io te bene, li va do- bene, Dani, io te li devo sì, dare. li ho visti pure io. Sì, sta bene. Ma da dove venite? Andrea, Giusto? Hanno fatto il bagno. Tanto ti devo Diciamo che qua non siamo proprio a casa. Ma anche se ci fosse qualcosa di sotto. Fa un pochino sulla caviglia. Allora vi prego di cominciare perché sennò Dai, facciamo il punto. Allora parla chi conosce esattamente Diretto conoscente. Allora, sapete tutti che noi abbiamo negli ultimi almeno un paio d'anni tentato di recuperare tutta la zona con i pochi mezzi che abbiamo. Sapete tutti che abbiamo. Lo sapete tutti. Vabbè, Evidentemente se chiediamo dai, non lo sappiamo. Vi informo che Che, ultimamente insomma, abbiamo si è cercato guardato
andate da quella parte ci trovate una buona percentuale di piantine che sono sopravvissute, che sopravviveranno anche quest'anno grazie all'apporto dei volontari che gli danno l'acqua tutte le domeniche, eccetera, eccetera. Ovviamente alcune sono morte perché insomma, non è che tutte le ciambelle riescono col buco. Ma quelle più belle comunque abbiamo cercato di mettere in sede essenze che in origine erano su questo litorale. Lentisco, ginepro coccolone, Filirea, Quercus calliprinus. tutte queste essenze che poi le andiamo a vedere. L'unico che ha capito è qua il professore, così almeno. Ora che cosa succede? Che abbiamo sempre saputo di appetiti vari, c'era pure il prete che voleva fare un lido qua sotto, insomma, quindi comunque... Il prete dall'altro lato. Comunque, insomma, Vabbè, però diciamo che comunque diciamo che quel problema è stato superato. Forse. non lo so, io non so oggi, diciamo, non so se quel progetto è ancora in itinere. Ma quale prete? Il prete Don Giuseppe. Ma non è che il Santo Padre Alabiso? Ma non era amato qui. il lido dei giovani. Allora, voleva fare questo lido, ma sempre di ruspe si tratta, di spianare sia da una parte che dall'altra, poi vi faccio vedere dov'è che voleva spianare, eccetera, eccetera. Quindi ci sarebbe comunque stata una distruzione, qualunque sia il motivo per cui voleva fare il lido. Dopodiché abbiamo saputo che sapevamo che c'era stata una denuncia in passato da parte della Guardia Costiera, eccetera, però sapevamo anche che questa cosa si era risolta così perché non era andati oltre. Si pensava fosse decaduta. Fino a qualche giorno fa, perché qualche giorno noi intanto avevamo già cercato di trovare i documenti, eccetera, abbiamo fatto l'accesso agli atti, abbiamo tutti i documenti con la particella, eccetera, eccetera, e praticamente è venuto fuori che l'ingegnere Mauro, avendo preso la questione, essendosi presa la briga di redigere tutto quanto, lui è il responsabile del procedimento, lui ha praticamente regalato l'intera area, tutta la ai parte, tempi era il dirigente del settore urbanistico. tutta questa parte, tutta la spiaggia, da dove finisce il lido fino a dove c'è la rotonda di Macchitella, tutto quello che è del comune praticamente va a finire a questa persona, che in cambio avrebbe dovuto già 7 anni fa approntare, 7 anni e mezzo, 7 anni fa, Del 2007, approntare, il giorno dopo la firma del contratto già era tua responsabilità la manutenzione totale di tutta l'area. approntare comunque Ma c'è questa quello che se n'è andato. E gliel'ha regalato in base a che cosa? C'è stata una delibera della giunta comunale, ci sono personaggi illustri tipo il professore Vullo, c'è Vella che hanno firmato tranquillamente senza porsi il problema dell'estensione, Arancio pure, tutti quanti hanno avuto Cioè lui è arrivato, voleva uno spazio e gli hanno regalato... tutta la spiaggia. Esatto. Ora in base a questo lui ha presentato dei progetti, ma nelle richieste c'è qualcosa che non va. Intanto avrebbe dovuto già essere tolta questa cosa, avrebbe dovuto già essere tolta perché lui non ha messo mai una mano qua sopra e lo dimostrano alcuni documenti che abbiamo, quello che abbiamo Anche fatto se li con... abbiamo parziali, dovremmo trovare il progetto, la proposta di recupero ambientale dell'area, perché il progetto è stato dato a condizione. Cioè loro risulta dagli atti, dalle premesse, se tu vai a leggere, che loro hanno presentato un progetto di recupero ambientale. Che però non era... firma dell'agronomo dottore Piero. Che parente so? No, è appunto No, è suo cognato. cognato di questo qua. Sì. Davido. È il marito della sorella. Ma anche cognato di Salvini. Anche Sono cognato, apparentati sì, per un'altra affari, sorella. cosa? Sono finiti i parenti? Scusate. Quindi questo qua, amico, parente o tal dei tali, ha chiesto uno spazio e gli hanno dato tutta la spiaggia. Noi come vogliamo agire dato i fatti? No? Allora, quello che io Un adesso minuto. con Virginia, con Pietro, insomma con chi ci vuole stare, ci sediamo in queste serate, facciamo un esposto alla procura, perché innanzitutto c'è danno erariale, perché questa persona non ha mai toccato niente, qui lo sta facendo adesso solo perché ha visto che c'è un interessamento nostro, non ha mai fatto manutenzione di niente e si vede. E in secondo luogo quello che hanno fatto al comune con una semplice delibera di giunta hanno regalato tutta questa... Ma si può fare che io prendo il regalo a caso? Se ci fai simpatia? No, se si impegna a fare... Il problema è, l'hanno fatto? In cambio lui doveva dare qualcosa? Non lo ha dato, non lo ha mai Cioè, dato. cosa doveva dare lui in cambio? La manutenzione. rimettere il verde che manca.